È stata stampata per il terzo anno consecutivo la versione in lingua friulana del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri, che è arrivato alla 92esima edizione. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra i Carabinieri, la Regione e l'Agenzia regionale per la lingua friulana, che cura anche la traduzione del calendario, è stata presentata a Udine alla presenza di molte autorità. La veste grafica è stata curata dall'artista del nuovo futurismo e pop art Marco Lodola, mentre i testi sono stati scritti dallo scrittore e autore televisivo Maurizio De Giovanni, noto per le collane di romanzi del commissario Ricciardi. Descrivono il dialogo epistolare tra un maresciallo comandante di stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre. Il maresciallo utilizza come chiave di dialogo alcuni racconti del suo lavoro, parlando di temi come il bullismo, le dipendenze, la salvaguardia dell'ambiente, l'inclusività e la solitudine sociale.